Bentornati sulle nostre reti. Allora, questa conferenza stampa è stata indetta per dirvi una cosa molto importante, ovvero che l'anno prossimo succederà qualcosa, in particolare a me succederà qualcosa che poi voi potrete seguire. Come da un po' a questa parte di mesi, penso, possiamo parlare. Io vi stavo dando degli indizi sui vari canali e anche sul sito internet c'era proprio la soluzione, perché gli indizi portavano espressamente al sito oppure a questo giorno. In questo caso il giorno è stato spostato per motivi tecnici, ma non c'è problema, la notizia è sempre quella è. Allora, cosa devo comunicarvi di importante? Questo è quello che vi devo comunicare, ovvero che io partirò per un piccolissimo viaggio, possiamo definirlo così, in Europa. Come ci partirò, ed è questa la peculiarità, un po' la cosa pazza di questa situazione, ci partirò in bici, con una bici addirittura non normale, perché vedrete poi negli episodi che verranno prima della partenza, che avverrà circa in luglio, come ho pubblicato, vedremo che non sarà una bici normale, ma sarà modificata in una maniera che, vabbè, non vi posso svelare ancora niente. Già questo, insomma, io ho voluto parlare a tutti voi per dirvelo un attimo questa situazione, ovvero che partirò, andrò in Europa. Adesso vi leggo un paio delle tappe, insomma. Sicuramente il viaggio comunque non durerà meno di 4 mesi, che sono già tantissimi, 4 mesi, quindi pensate un po' voi, 4 mesi fuori da casa con una bici senza avere un punto di riferimento fisso e con i lilleri col contagocce. Allora, il viaggio partirebbe ovviamente dall'Italia, da Padova. Si sta un attimo ancora decidendo se farlo partire da Prato della Valle, perché bisogna un attimo organizzarsi là. Sicuramente l'evento non sarà in Prato della Valle, molto probabilmente la festa di partenza sarà proprio qua negli studi di Fisher Channel a Selvazzano. Vabbè, allora si partirebbe appunto in Italia in luglio, fine luglio, metà luglio, per poi convogliare subito verso la Francia, ma passandola proprio di striscio, il sud della Francia, e andando a fare quello che è il cammino di Santiago de Compostela per l'intera sua durata. Una volta finito il cammino si procederebbe verso sud, verso il Portogallo, sfiorandole la parte nord. A quel punto si rientrerebbe andando verso est in Spagna, e risalendo verso nord andremo verso appunto la Francia, stando nella costa ovest. Non c'è la costa est, però insomma, tanto meglio specificare. Allora continuiamo sulla costa, per poi spostarci, e dalla Francia si passerebbe poi in Lussemburgo, Belgio, e una volta essere passati anche per questi stati si farebbe la prima tratta in cui io non posso utilizzare la bici, perché la mia bici non sarà comunque modificata in una maniera tale che possa nuotare, quindi di fatto il traghetto per l'Inghilterra sarà una tratta in cui non pedalerò, sono neanche un'ora, quindi neanche un'ora di pedalata, non vi scandalizzate. Poi seguiranno questi paesi, ovvero Paesi Bassi, tornando dall'Inghilterra ovviamente, Germania, Danimarca, Svezia, Finlandia, anche qua ci sono i traghetti, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia, qua stiamo già scendendo, poi Ungheria, Romania, Bulgaria. E capite che stiamo facendo un giro un po' strano, perché quelli sono gli stati che fanno parte dell'Unione Europea. Non voglio per mia decisione uscire dall'Unione Europea, anche perché questo è un viaggio dentro l'Unione Europea, no? L'European Tour è un viaggio dentro l'Unione Europea, non vedo perché io debba uscirne, anche se alcuni paesi, anche se fanno parte dell'Unione Europea, ti viene a domandarti ma perché? Vabbè, ad ogni modo a quel punto andremo in Grecia, arriveremo in Grecia e poi risaliremo l'Italia, perché dobbiamo tornarcene anche a casa. Anche là dalla Grecia all'Italia c'è un altro traghetto, perché non rifaccio la costa, anche perché mi pare ci sia un paese che non ha aderito. A quel punto
torneremo a casa verso ottobre, penso, quindi con freddo, molto freddo presumo, perché già non ne fa adesso, e faremo di media un centinaio di chilometri al giorno per un totale quasi di 20.000 chilometri. Occhio. Ovviamente i chilometri al giorno vengono calcolati anche rispetto a giorni in cui mi fermo, perché posso anche fermarmi, giorni in cui accelero, che ne faccio di più, e tutte le varie cose. Addirittura si pensava di fare delle pedalate notturne, diciamo, poi la cosa andrà un attimo definita, oppure aggiungersi proprio dentro alle varie manifestazioni ciclistiche che ci sono, che si conosce in tutta Europa l'ultimo venerdì del mese, che ci sono, non si sa cos'è, è un po' mistero? No dai, sono le Critical Mass, come ci sono qua a Padova, ci saranno anche negli altri stati e nelle altre città importanti, quindi potremo anche mischiarci. In quel caso i chilometri aumenterebbero, a mio discapito o a mia fortuna, dipende. E insomma, così è la storia. Noi vi terremo informati lungo tutto l'anno, perché ovviamente fino alla nostra partenza vi informiamo, vi mettiamo dei video in cui vi faccio vedere come si costruisce una bici un po' particolare, vi facciamo vedere le varie tappe e studiamo assieme il percorso. E questo è quanto, insomma. Grazie per averci seguito su tutti questi bellissimi canali. Noi ci rivediamo sui vari canali con questa storia, a parte su alcuni, loro due, e grazie per averci seguito.